Amici di QDP News, ci troviamo nella nostra redazione qui a Pieve di Soligo in compagnia di un ospite davvero eccezionale al quale insomma diamo il benvenuto e ci onoriamo della presenza di un'eccellenza del campo sportivo, del campo calcistico in particolare, il mister Gianni De Biasi. Buongiorno e benvenuto nella nostra redazione. Buongiorno a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. In questo incontro, in questa intervista informale, chiamiamola così, nella nostra redazione vogliamo andare un po' a mettere il focus sulle vari aspetti del mister Gianni De Biasi, quindi il De Biasi calciatore, il De Biasi allenatore, ma anche il De Biasi uomo, quindi l'attualità e i progetti che lo riguardano. Ma partiamo dall'inizio, dall'infanzia e dal paese di Sarmede. Beh, io nasco a Sarmede a metà degli anni 50 e praticamente a quei tempi non era certamente il paese delle favole, come poi è stato ribattezzato, visto e considerato che si svolge una mostra internazionale dell'illustrazione per l'infanzia, che è una tra le più importanti a livello europeo, però ai miei tempi, per non morire di noia, nei pomeriggi estivi, quando eravamo in vacanza, dovevamo organizzarci con i miei compagni a fare delle partitine dietro il campetto parrocchiale, dove poi lì ho potuto farmi testare e vedere insomma che avevo qualche qualità più dei miei compagni di giochi, e da lì dal campetto sono andato al San Giacomo, dal San Giacomo sono andato al Vittorio e dal Vittorio poi sono passato al Treviso, tappa che mi ha consentito poi di giungere all'Inter nel 74-75. Giocava ancora Sandro Mazzola, c'era una buona insegna e io ero in ritiro con questi personaggi qua che vedevo solo raramente in televisione. Ecco, insomma, sono tanti gli aneddoti, immagino, legati a questo debutto nel mondo del professionismo, nel mondo dell'Inter in particolare. Poi nella carriera tantissimi passaggi in moltissime squadre italiane, dalla Reggiana al Pescara, Brescia, Palermo, Vicenza e poi di nuovo a Treviso. Ecco, se passiamo a questo passaggio, se pensiamo a questo passaggio, un aneddoto in particolare, no? La fatica di questa carriera tra la Serie C, la Serie B, la Serie A, insomma una grande gavetta che comunque poi del suo percorso ha dato tanto. Guarda, io ti dico che la cosa veramente motivante che io avevo dentro era quella di uscire dal mio paese natio per cercare di farlo. Avevo una strada, secondo me, che mi ero prefissato, che era quella di arrivare a giocare in Serie A. Il mio motivo dominante dentro la mia testa era quello di inseguire questa Serie A tutti i costi, e diciamo che la mia determinazione, la mia voglia è stata quella che ha fatto la differenza. Probabilmente a livello di qualità tecniche potevo essere uguale a tanti altri miei compagni di percorso. La differenza sostanziale è stata quella di inseguire fortissimamente questo sogno che si chiama Serie A per me e alla fine di riuscire a raggiungerlo. Credo che la determinazione sia una delle componenti, al di là dei talenti che madre natura ti mette a disposizione, però la voglia di perseguire nonostante le difficoltà, nonostante gli impegni che uno ha. Io sono riuscito a coniugare impegno calcistico e impegno scolastico, mi sono diplomato, poi successivamente ho fatto anche l'università, poi mi hanno dato una laurea honoris causa, questo mi ha fatto fare meno fatica, ma c'è stata una ragione, però tutto sommato credo che quello che mi ero prefisso di raggiungere nella mia vita ci sono riuscito. Ecco, da qui un passaggio epocale, un'altra fase della vita, quella da calciatore ad allenatore, e forse negli anni 90 il crocevia è stato proprio Bassano e quindi la prima esperienza con gli allievi. Sì, diciamo che è stato un periodo abbastanza difficile della mia vita, perché quando uno finisce di giocare finisce proprio anche la leggerezza di fare un'attività che ti eri scelto da piccolo come tuo gioco, invece poi è diventato il tuo lavoro. Io credo che meglio di chi fa il calciatore non ci sia nulla se poi adopera la testa e si fa accompagnare dalla volontà, come dicevo prima. Il problema principale per me è stato quello di dire: da qui in avanti cosa faccio? Avevo smesso a 34 anni di giocare e davanti a me si apriva uno spazio temporale importante. Prima mi sono iscritto e ho fatto un corso di promotore finanziario, l'ho fatto per 2 o 3 anni, ma in contemporanea avevo cominciato ad allenare a Bassano, avendo anche qualche riscontro interessante dal punto di vista anche di risultati, ma più che i risultati contava il fatto di vedere che ero un riferimento per i giocatori e per i miei ragazzini, e questo mi ha dato la stura per cercare di
di puntare tutto sul calcio, ho detto adesso mi gioco 10 anni della mia vita, se arrivo in Serie A bene, altrimenti smetto. Fortunatamente ci sono riuscito e quindi non ho smesso. Ecco, forse l'esempio va a Modena, no? Quindi questa squadra traghettata dalla C fino alla A, e sono quelle imprese che rendono un mister davvero una persona che resta nei cuori degli sportivi, dei calciatori e di tutto l'ambiente. Sì, è vero, è stata un'esperienza bellissima. Modena è stata per me una tappa significativa, ma come Modena lo è stata Ferrara, lo è stato Torino stesso. E Modena però prendere una squadra che era penultima in Serie C e portarla a vincere il campionato di C, il campionato di Serie B, salvarti in Serie A e poi lasciarsi, perché io credo che dopo 3 anni di convivenza insieme diventi poi difficile riuscire a tirar fuori ancora qualcosa. Io sono molto esigente e quindi pretendo molto dai miei giocatori in termini di impegno, di sacrifici, nel cercare di orientare la loro testa al lavoro che fanno, perché sono pagati per far quello e devono cercare di lasciare da parte altre cose per focalizzarsi sull'obiettivo principale. Ecco, l'esperienza da allenatore, da mister, sicuramente è stata di rilevanza nazionale, ma non solo, importanti sono state le esperienze anche internazionali, pensiamo alla Spagna, ma poi pensiamo anche alla nazionale albanese, una grande esperienza che anche in questo caso ha portato il mister De Biasi nei cuori degli sportivi, ma forse anche di tutta una nazione, quella albanese, e con la grande qualificazione all'europeo. Sì, è stata un'esperienza fantastica che nasce da un momento mio di grandissima delusione per l'ultima esperienza che avevo vissuto in Italia nel 2010 a Udine, dopo 2 mesi di lavoro, che ero entrato poi a sostituire un altro allenatore perché le cose non stavano andando per il verso giusto. Dopo 2 mesi mi hanno esonerato. A quel punto lì ho capito che c'era poca attenzione al fattore umano, come lo chiamo io, e alle capacità che può avere una persona nel gestire alcune situazioni, e da quel momento lì ho detto dentro la mia testa: non voglio più allenare in Italia, devo orientarmi su un altro obiettivo. Mi è arrivata l'offerta dall'Albania, l'ho accettata, molti miei colleghi mi dicevano: dove vai a morire, dove vai a andare in un paese che non conosci, da lì poi non ti riporti indietro più nessuno. Sarà anche vero, non lo so. L'importante per me è che ho raggiunto, secondo me, obiettivi che nessuno manco immaginava, tantomeno gli albanesi, perché quando sono arrivato ho detto: noi faremo qualcosa di straordinario, se mi seguirete e avrete la voglia di ascoltarmi andremo lontano. Lontano ci siamo andati perché siamo arrivati all'europeo, cosa che era impensabile anche ai più grandi sognatori, ai più grandi tifosi, perché gli albanesi sono veramente un popolo affezionato alla propria terra, alle proprie origini e alla propria nazionale. Dal calciatore all'allenatore all'uomo, prima citava questo fattore umano che caratterizza un po' e ha sempre caratterizzato la sua linea professionale, ma anche di persona, di uomo, e il fattore umano nell'attualità si sta traducendo con un progetto dedicato ai giovani, Italia Football Talent, questa iniziativa che spinge le eccellenze sportive giovanili a farsi avanti e a cercare di intraprendere una strada anche nel professionismo. Guarda, nasce tutto dal fatto che volevo dedicare intanto del tempo ai giovani. Inizialmente quest'estate le dedicherò solo 2 settimane, che non sono poche, ma comunque sono sicuramente significative. Faremo 2 settimane a Cortina, una a Cortina e una a Corvara. Dal 22 inizia a Cortina e finisce il 28, poi cominceremo il 29 al 5 di luglio a Corvara. È rivolto a ragazzi dai 10 ai 16 anni. Perché lo faccio? Perché sono convinto di poter trasferire le esperienze che ho vissuto prima da ragazzino con dei sogni in testa, poi da calciatore e poi da allenatore, di poter trasferire le mie esperienze di 40 e passanni di calcio a questi ragazzi. Lo faccio perché credo che sia una terra questa che ha bisogno di avere qualche spinta in più, perché oggi i ragazzi socializzano sempre meno, sono sempre più individualisti, sono sempre più chiusi dentro le proprie case a smanettare con il computer o con i smartphone, e al tempo è quello che facevamo noi un tempo, il fatto di stare insieme, di condividere i valori del gruppo, i valori delle squadre, che nascono dal rispetto innanzitutto reciproco e dall'aiuto, è
sempre meno. Poi chiaramente avrà influenza anche l'aspetto tecnico, l'aspetto del vedere e di valutare questi ragazzi dal punto di vista come calciatori di calcio, però poi nel tempo avranno la possibilità di valutare e di apprezzare il fatto del cosa significa condividere delle cose in comune. E all'interno di questa iniziativa, in qualche maniera, insomma, quello che è il suo territorio, anche il nostro quotidiano online qdpnews.it vuole sostenere, no? Vuole essere coprotagonista di un'iniziativa parallela che andrà a, come dire, premiare un giovane ragazzo, un ragazzino tra la prima e la seconda media del territorio compreso tra i comuni dell'Alta Marca, quindi Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto, che proprio grazie al fattore umano sul quale punta il mister De Biasi sarà sostenuto proprio ed accompagnato in uno di questi percorsi di Italia Football Talent. Esatto, abbiamo voluto omaggiare e mettere a disposizione di un ragazzo che sarà segnalato per qualità in fase di impegno scolastico e dal punto di vista anche sportivo. Abbiamo istituito questo premio che poi voi sarete i veicolatori di quelle che saranno le richieste, quali saranno le caratteristiche che premieranno questo ragazzo che sarà il meritevole nel quartiere del Piave. Insomma, qdpnews.it vi terrà aggiornati. L'abbiamo intanto lanciato questa iniziativa che a breve sarà anche definita nei termini e nelle modalità. Mister De Biasi cerca un giovane talento dell'Alta Marca Trevigiana, del nostro territorio, per fargli vivere questa esperienza dove il fattore umano sarà davvero, davvero importante. Tornando al fattore umano, una caratteristica, l'abbiamo detto, qdpnews.it sostiene questa iniziativa. Penso che insomma sia diventata una testata amica di mister De Biasi e per questo motivo abbiamo voluto anche coinvolgerla nel comitato scientifico in seno a qdpnews.it per scovare e andare a segnalare le eccellenze del nostro territorio dove la qualità è al primo posto, quindi nel suo caso le eccellenze sportive, un progetto che dà veramente valore al territorio. Sì, ho accettato con grande piacere perché ho visto che c'è un'effervescenza, una voglia di far crescere tutta questa struttura legata a una comunicazione anche diversa e io credo che ho dato la mia disponibilità e mi auguro che possiamo fare un bel lavoro insieme. Seguiteci perché credo che l'impegno che ci mette il direttore e tutti quelli che stanno dietro di lui e che lo supportano merita di essere seguito con interesse. Un saluto a tutti, mi raccomando, fate i bravi. Grazie allora al mister Gianni De Biasi per questa sua presenza nella nostra redazione e appunto continuate a seguirci su qdpnews.it.